dico in via generale, lo direi comunque, che fa sempre piacere ovviamente che la mia città, la nostra provincia stia bene, no? Sia valutata positivamente. E credo anche di poter dire che in un momento così complicato, perché è complicato un po' anche dal punto di vista economico, le incertezze, ecco, determinate anche da tante situazioni e tutto sommato anche i temi della sicurezza, i temi che stanno comunque interessando i nostri cittadini, avere un dato, un elemento come questo, credo dovrebbe far piacere a tutti. Non penso neanche ci debba prendere merito solo chi oggi governa, perché penso che possa essere una striscia che in qualche misura, con qualche momento di ovviamente freno, alzata, sia un modo di intendere, no, l'amministrazione da parte un po' di chi ha governato la città. Sì, sicuramente fa piacere che Udine sia risalita dal sesto posto dell'anno scorso al terzo, quindi direi che ha fatto bene, però chiaramente essendo io un po' dall'altra parte devo essere anche un po' critico, no? Quindi cosa posso dire? Tutto bene, va bene, sta migliorando e ci sta, però l'abbiamo lasciata al primo posto e questa è una verità, numeri sono numeri. E adesso ci ritroviamo al terzo, che è meglio del sesto, quindi hanno migliorato e sicuramente potranno migliorare ancora.